Siamo qua a festeggiare il centenario di un nostro concittadino, Giuseppe, che oggi compie appunto 100 anni. È ricoverato presso una struttura. Colgo l'occasione anche per ringraziare la struttura Messina che ospita questi nostri nonnini e li fa sentire a casa. Stavo dicendo un centenario, un partigiano, quindi abbiamo un pezzo di storia che ha combattuto con gli altri per la libertà e per la democrazia. Cosa dire? Io come primo cittadino non posso che fare tutti i miei auguri e portare gli auguri da parte dell'intera collettività e ringraziare perché appunto è un nostro nonnino che ha dimostrato di avere il senso di appartenenza, la sua identità è netta appunto essendo stato un partigiano e se siamo oggi liberi e se siamo in democrazia è anche grazie a lui. Incontro per la prima volta quello che poi sarebbe diventato mio suocero nel 1991 e ho subito l'immagine di una persona che ha conosciuto tante esperienze nella vita, esperienze che lo hanno anche segnato perché comunque è cresciuto senza un padre. Una figura forte ma al contempo dolcissima, un nonno meraviglioso per le mie 4 figlie e per l'altro nipote figlio di mio cognato. Oggi la tenerezza è maggiore perché è stato benissimo fino a 98 anni. Sta ancora discretamente ma inizia a non riconoscere, fa ancora più tenerezza però il fatto che riesce ad emozionarsi come un bambino e stasera anche per la presenza di tante persone a cui non è più abituato era commosso doppiamente. È una festa che mi riempie e che me lo fa sentire ancora come vicino, come un secondo padre, quello che per me è stato.